adesso sono molto contenta di avere come ospite Carlo Grotti Trevisan, che per gli amici surfisti è Jack, che fa surf ormai da quasi 20 anni, è team rider di Shibui e ha viaggiato molto, ha vissuto alle Hawaii, ha vissuto in California, è uno dei soci fondatori di surfproject.it, quindi insomma sono molto contenta di averlo come ospite. Quindi eccoci qui, ciao Carlo e innanzitutto grazie per essere qui con noi, benvenuto. Ciao, grazie, è un piacere anche per me. Allora, raccontaci un po' di te, sappiamo che fai surf da quasi 20 anni, raccontaci la tua storia. Ok, allora sì, io ho iniziato a far surf esattamente 19 anni fa, quindi fra un anno sono 20 anni e sono volati perché penso che come me chiunque abbia iniziato il surf ne sia rimasto, diciamo, incantato. Alcuni usano il termine stalked, se non erro. Cioè il surf è una cosa che quando ti prende non lasci più. Conosco qualcuno anche che l'ha abbandonato, però di solito quando ne vieni coinvolto non ne fai a meno. A più livelli magari chi come me lo porta avanti fino a farne una sorta di secondo lavoro, e chi magari lo continua a usare come hobby, come passione nelle pause pranzo, nelle vacanze natalizie e così via, ecco. Sì, è vero. E per te quindi è un secondo lavoro e quanto tempo passi in acqua? Ecco, sì, allora, mai quanto ne vorrei. Quanto vorresti, sempre così. No, soprattutto io allora come residenza sono nella costa adriatica, il che significa poche mareggiate e scarse, però se senti la mia voce perché ha fatto 3 giorni di onde e io ogni giorno sono stato in acqua almeno 6 ore, quindi wow, sono ustionato, e sì, ho iniziato surf qui. Ho iniziato perché mi era sempre piaciuto fin da bambino, diciamo, l'idea, insomma, più che altro vedere in TV, vedere quello che veniva fatto in California, magari da bambino guardavo Baywatch e avevo sempre voluto fare surf. Non sapevo bene come iniziare, poi tramite un negozio locale che nel tempo mi ha dato un gran supporto, ho iniziato. E come un po' per tutte le cose che faccio, in tutti gli sport a cui mi sono avvicinato nel tempo, l'ho voluto portare fino a un livello agonistico, ecco. Ok, ho capito. E che tipo, cioè che surfista sei? Sei un surfista eclettico, surfi short, surfi longboard, qual è la tua tavola? Allora no, io solitamente sono un surfista da shortboard, nel senso, cioè competizioni, e le mie pro model, perché è il secondo anno che fanno la mia signature model, cioè il modello firmato da me, e sono tavolette da onde piccole, quindi io per esempio la tavola che uso qui principalmente è una 5.5 34 litri e l'ho disegnata io per onde piccole. Se no, se devo surfare onde belle sto sul 5.10, 6-1, queste misure qui. Tendo ad avere tavole corte, mi piace avere tavole corte. Ho un surf fatto di manovre abbastanza agili, tipo layback, si tenta l'aerial, queste cose qui. Però mi piace usare di tutto. Per esempio ieri è calato il mare, ero in acqua con un soft 7-8, capito? Visto che ogni tanto uso anche il long, provo a fare anche gli hang five, cioè qualsiasi cosa. Come aveva fatto anche Slater in un vecchio video, anche con un tavolino mi butterei se potessi. Ecco, però prediligo queste tavole qui e sulle onde piccole le prediligo in assetto quad. Ok, ho capito. Wow, super. E proprio hai nominato Kelly Slater, volevo chiederti, visto che questa puntata era proprio sulle grandi leggende del surf, lui, Toledo, John, Medina, chi è il tuo preferito? A chi ti ispiri, se c'è un preferito? Ma qui ci sarebbe da parlare delle ore, perché io faccio anche dei video ogni tanto dove parlo di surf, dove parlo dei personaggi che hanno segnato nel mondo del surf. E allora mi hai nominato delle generazioni abbastanza diverse, nel senso che Slater è una generazione di una volta, anche se poi si è adattato e si è messo a fare aerial full rotation come i ragazzini, quindi cioè
forse è il surfista più completo della storia, è un po' il Maradona, il Sì. Jordan del surf, irraggiungibile. E forse le cose sarebbero state diverse se ci paragoniamo al tennis, sarebbe stato un po' un Nadal Federer se ci fosse stato Andy Irons vivo, e purtroppo sappiamo la tragedia che ha avuto, e quindi Slater ha avuto un predominio che secondo me è irripetibile nella storia del surf per tanti motivi. E adesso sono arrivate queste nuove generazioni di brasiliani. Io sono anche fiero perché mia moglie è brasiliana, mia figlia è metà brasiliana, sono contento, e sono diversi fra loro, anche se tendenzialmente sono tutti sul surf aereo, sono tutti molto new school, perché lì sono abituati a surfare spesso delle onde corte, beach break che spingono, e quindi hanno questo surf sviluppato in quel senso, e non tutti sono stilosi. Per esempio Medina è stilosissimo e tecnico, ha questo tipo lui viene da Rio, comunque anche lui ha questo tipo di surfata. Toledo, anche se è un mostro a surfare, stilisticamente non è così bello da vedere. Mi piace meno, dire. sì. Ecco, dei brasiliani mi piace molto il recente altro campione che è Italo Ferreira, mi ero ispirato abbastanza a lui anche prima che vincesse. Mi piace molto Julian Whitson, non ha mai vinto niente, però è un surfista che mi piace molto. E mi piace anche Fioravanti, ovviamente, anche per un discorso patriottico. Certo, patriottico, certo. È il primo surfista italiano che ha fatto il campionato mondiale, o meglio, c'era anni fa un surfista che si chiamava Pilurzu, cioè si chiama Pilurzu, ma partecipava anni fa, che è sardo, ma partecipò al World Surf Tour con la bandiera della Costa Rica perché sarà trasferito lì. Parlo di questo non lo sapevo. Questo è un aneddoto interessante, perché tutti dicevano il primo italiano, ma invece purtroppo era ormai era 15 anni che abitava in Costa Rica, e quindi effettivamente giustamente in nascita era lui il primo italiano, ma su carta è Fioravanti. E poi speriamo che riesca, visto che alle Olimpiadi riesca a portare a casa. Sì, è entrato al posto di Jordan Smith che si è fatto male. Mi piace molto anche Evan Geiselman, di surfista, mi ispiro molto a lui, devo dire un surfista a cui mi ispiro molto. Non è famosissimo, ha fatto il circuito quello, come si chiama? Non mi viene mica il nome. Il qualifying, aspetta, quello insomma, la serie B, tra virgolette. C'ho un attimo un'amnesia, ci credi? Comunque è quello che viene subito dopo il World Surf Tour, a cui ti qualifichi. E devo dire, lui è un surfista tecnico che fa aerial, che fa tubo, che surfa grosso, un ragazzino, 6-7 anni, e surfa veramente bene, ecco, ci tenevo a citare anche lui. Ok, una super pista ci hai fatto. Comunque Brasile in cima alla lista. Non posso speciale nel surf. Poi l'Air Hamilton sulle onde grosse, no, ne avrei, guarda, veramente andiamo avanti fino a domani, andiamo over col tempo a disposizione. Va bene, allora cambiamo argomento. Volevo chiederti di Surf Project, perché so che sei il socio fondatore. Raccontaci un po' di questo progetto. Sì, noi anni fa, inteso io e altri ragazzi qui della zona, abbiamo detto, mi sembra 10 anni fa, perché non fondiamo, no, più di 10 anni fa, scusa, 12 anni fa, abbiamo detto perché non fondiamo un sito dove raccogliamo i viaggi, parliamo del surf e creiamo una sorta di base virtuale di appoggio qui su Rimini. E allora è nato questo sito, Progetto Surf Project. E è diventato un sito abbastanza di riferimento. Adesso, ti dico la verità, non è più aggiornato come una volta, però ai tempi io ero nel team della Billabong, quindi viaggiavo molto. E veniva con me sempre un altro mio amico che magari all'epoca sia più ragazzini, lavori meno, sei più libero, quindi mi seguiva, mi faceva le foto, i video, poi c'è un evento di là, dai andiamo a vederlo, c'è il Surf Expo a Roma, dai andiamo anche lì. Quindi avevate anche più modo di... Sì, certo. Aveva più modo di spostarsi, il sito era costantemente aggiornato di contenuti. Adesso il sito si affaccia un po' sul panorama mondiale con le news,
racconta un po' quello che succede, però non è più tanto vissuto come prima, ecco questo. E dicevi appunto che hai viaggiato tantissimo, poi so che hai vissuto anche in California. E qual è il tuo spot preferito nel mondo? Allora adesso lo spot preferito ti farò ridere. Lo spot preferito è il mio home spot a Rimini ed non è un grande quando fa le onde belle nel tuo spot con i tuoi amici e ti gasi lì non ha paragone con niente. È vero. Anche se sono rari qui. Per il resto sì, ho viaggiato in California, mentre ero in California mi sono fatto una settimana alle Hawaii, era estate, quindi la North Shore l'ho vista piatta, ho fatto il bagno a Pipeline a Waimea, per esempio, perché erano... No, vabbè. Oddio. Sì, però piatti, capito? Perché era estate, quindi lavorava alla South Shore, alla Moana. Certo. Poi ero nello stesso albergo del film di Blue Crash, quindi ero gasato anche per quello. Tanto l'avrai presente uno dei miei film preferiti, Blue Crash. Sì. E poi vabbè, sono stato in Polinesia, sono stato a Teahupo, l'ho visto dal canale, ma non l'ho surfato perché non volevo rimanerci secco, era abbastanza grosso. Forse se era piccolino sarei stato tentato quando vedevi i set piccoli, ma arrivavano di 7 a 4 metri. Mio Dio. C'era Renato Osaki Pro, c'era Maya Gabera, c'era Marco Rothman, erano tutti. Wow. La voglia di buttare lì, poi è rimasto nel canale a fare le cose. Vabbè, veder surfare loro, dai, anche non è male. No, poi sono stato in Brasile, ho girato, ovviamente mia moglie è brasiliana, sono stato 7 volte lì. Poi ho girato tutta l'Italia, sono stato un sacco di volte a Biarritz, in Sardegna, che Uzzuidu. Però lo spot del cuore rimane quello di casa, è così. È così. No, questo devo dire lo spot preferito in giro per il mondo, ce ne sono tanti. È difficile sceglierne uno. Vorrei andare alle Mentawai e surfarmi quei bei tubi regolati, ecco, me ne basta uno qualsiasi, frontside a sinistra. Che meraviglia. E in Portogallo sei mai stato? Sei mai venuto da queste parti? No, io sono qui in Portogallo. Volevo andarci perché sì, mi interesserebbe molto surfare in Portogallo. Non è andato? Sì, da ottobre-novembre in poi, perché adesso stiamo veramente soffrendo con l'estate. Sì. Tutto piatto, però qualcosina dai si riesce a trovare, Caparica ogni tanto, Ghincio. Abbastanza. Questa settimana abbiamo avuto un vento pazzesco e non è entrato niente, purtroppo siamo tutti un po' con le mani in mano. Ho fatto 1 mese e mezzo di piatto prima di ieri. Allora non mi lamento. Sono solo una settimana qui. No, avrò fatto una mia mangiata, ma sono entrato, infatti ho fatto 6 ore tutti i giorni, sono qui che certo. Se si può si sta in acqua, per forza. Senti, e so che sei anche un ottimo videomaker, tant'è che hai il canale YouTube con i tutorial di surf, parli di surf. Ci racconti un po'? Sì, allora io come primo lavoro sono regista di video. Ecco. Dicevo sì, no, magari campassi di surf, no, surf probabilmente vado a pareggiare quando è la fine, diciamo, ecco. E anzi ci tengo poi nel surf a ringraziare il mio sponsor Shibui che mi fa le tavole, di cui sono rider di onde piccole. Dopo se vuoi ti specifico anche questa cosa, in questo aneddoto divertente. E no, io sono regista di lavoro, quindi giro molti video musicali, spot pubblicitari e così via. E nel tempo libero ho un piccolo canale, ma ci dedico proprio così per ridere, praticamente al mio nome, Carlo Grotti Trevisan, e mi diletto a fare tutorial principalmente col Surfscape perché è molto comodo per far vedere. Visto? Proprio diciamo tutti i rudimenti delle tecniche, perché magari in acqua una cosa non ti viene precisa, poi dovresti avere un amico sotto che ti riprende. Col Surfscape magari piazzo lì mia moglie, se non c'è piazzo lì la GoPro, faccio vedere il movimento e rende molto quando devi andare a spiegare a una persona le tecniche. E poi ogni tanto faccio dei vlog sui viaggi che faccio, anche quando vado magari in Toscana faccio un vlog, e poi in tutti gli spot di solito tengo la GoPro in bocca, così se da fuori non mi beccano, e almeno mi sono ripreso da solo. Sì.
È vero, quello è il metodo migliore. Quello Aiuta tanto. Ma oltretutto mi citavi tua moglie che è brasiliana e poi sei diventato da poco papà, quindi congratulazioni. Grazie. Ma la tua bambina seguirà le tue orme e la tua compagna anche fa surf? Sì, allora sì, lei è brasiliana. Siete una famiglia di surfisti, insomma. Sì, io quando ero lì in Brasile l'andavo a prendere a scuola e la portavo fuori a far surf, perché lei non surfava perché il papà aveva un po' paura, era anche piccolina prima. Io andavo lì, lei praticamente al liceo è davanti allo spot, che si chiama Praia do Forte, praticamente vuol dire la spiaggia del forte, perché è una spiaggia forte, vecchia, di una colonia portoghese. E davanti ogni tanto fa onda e lì ho visto dal piatto fino ai 6-7 metri, no? Cioè le ho viste proprio di tutte. Quando è piccolino io l'andavo a prendere, la portavo in un lato della baia, la spingevo un po' con un long soft e È imparato. Questo è la moglie, la bimba, poi una volta siamo usciti anche col bodyboard, cioè io col surf, lei col bodyboard. E la bimba invece adesso ha 11 mesi, quindi ma ancora un po' piccolina forse. Ho fatto una cosa, con le onde molto piccole, lei ha una specie di ciambella dove si infila per fare il bagno, io l'ho spinta e prendeva le onde, allora venivo sgridato da Jean perché mi diceva ma guarda che beve, io sì ma si abitua. Esatto. Però si è surfata delle onde, si è surfata delle ondine fino a riva, a 11 che bello. Quando sei figlia di 2 surfisti, già in acqua 11 mesi, non può che crescere surfista. Questo è poco ma sicuro. Ma che bello. Ti faccio ancora una domanda, sono curiosa di sapere se, Covid permettendo, avrai qualche viaggio in programma o se hai qualche spot dove ti piacerebbe surfare prossimamente. Sì. Allora, scusami che sono ancora un po'... ancora un po' d'acqua. Sì, un po'. No, allora l'idea è proprio di venire in Portogallo perché anche col discorso Covid abbiamo visto che è comodo, a parte ovviamente tornare in Brasile perché i nonni non l'hanno ancora vista la bambina. Ah, certo. Perché col Covid non ci siamo mai mossi e lì la situazione è ancora un po' critica, anche se si sta riprendendo, ecco, insomma, anche con i vaccini sembra che tutto migliori. E quindi tornare in Brasile chiaramente è una priorità, però parlando di vacanze surf pensavamo proprio al Portogallo. Ah, che bello! Assolutamente, poi ho le Azzorre in mente, che poi è sempre Portogallo. E poi ho in mente di andare, adesso da programmare meglio, però alle Mentawai voglio andare a fare un super surf trip. Quello è il sogno di un sacco di gente con cui sto parlando ultimamente. È un po' complicato arrivarci, però una volta che sei lì è veramente un sogno. Perché non vorrei tornare alle Hawaii. Io ero stato, fra l'altro mentre ti parlo c'ho davanti una mia foto delle Hawaii, che ero a Waikiki, e quindi mi piacerebbe molto tornare anche lì, però lì ti posso dire che è molto dispendioso, non è difficile arrivare, sono 2 voli, arrivi in California e poi arrivi là. Io infatti ero un po' lunga. Sì, ero in California, lavoravo lì, diciamo che così ho fatto un'esperienza all'estero, ho fatto da ragazzo per gioco, ho fatto il modello lì che ti permette di stare lì, avere molto tempo libero, fare un lavoro dove non c'è un gran impegno intellettuale e la mattina sei libero, vai a surfare. Poi ho surfato un sacco di posti, anche lì mi hanno portato ovunque. Ho anche rotto un leash lì, la prima volta che ho rotto il leash con 3 metri e me la sono vista abbastanza brutta perché ero in mezzo all'acqua, in mezzo al set di 3 metri senza il leash, con la mia tavola che era andata la tavola. Per fortuna il mio amico me l'ha recuperata a nuoto e me l'ha portata, perché sennò stare a nuoto con 3 metri non è la cosa più bella. No, per niente. Wow, ok, quindi i piani ce li hai. Io ti auguro di riuscire almeno a venire in Portogallo, anzi se vieni da queste parti fammi sapere, mi farebbe super piacere conoscerti di persona. Sto parlando con un sacco di persone che vorrei conoscere, con cui vorrei andare a surfare, ma c'è questa distanza, però
Sì, assolutamente. Io ti ringrazio davvero tanto per l'intervista, per il tempo che mi hai dedicato e niente, quindi spero di vederti presto e in bocca al lupo per tutto. Grazie ancora. Saluto lo sponsor, dicevo ironicamente sono i loro rider da onde piccole, quindi sviluppo le tavole da onde piccole e sarebbe bello andare anche in Svizzera, ecco che hanno aperto la piscina. Ah sì, è vero. Io mi sto muovendo qui su Rimini per provare a aprirla qui, non è facile però sono dietro qui da ormai 10 anni che sto provando a far aprire la piscina qui. Una Whirlpool, sarebbe bellissimo averne una lì. Dai. In bocca al lupo, speriamo. Grazie. Va bene, grazie ancora Carlo, a presto. Figurati, aloha, ciao. Ciao. I Cavalieri delle Onde è un podcast originale di Roger, ideato e condotto da Carlotta Longo.